Volti rigati dalle lacrime, amarezza ed incredulità sono stati i sentimenti che hanno attraversato quanti hanno preso parte all'estremo saluto a Gabriele Chiaramonti, svolto questo pomeriggio nella chiesa di San Gregorio in via Cavaleri Magazzeni ad Agrigento. Il giovane 36enne, che proprio ieri avrebbe compiuto 37 anni, è scomparso dopo una lunga battaglia contro la morte durata 21 giorni che domenica scorsa ha avuto il suo tragico epilogo. Un mesto cordoglio ha accolto il feretro alle 14:30 quando è stato posto dinanzi l'altare della chiesa per momenti di raccoglimento e preghiera. Alle esequie, cominciate alle 16, erano presenti migliaia. Tutta Agrigento ha voluto salutare Gabriele. La madre Virginia e il fratello Marco, visibilmente provati dal pesante fardello di questa inconcepibile morte, hanno fatto leggere al parroco delle lettere commemorative. Il fratello Marco nel suo saluto ha scritto «Io sono te e tu sei me». Ed al di là della famiglia ogni persona oggi si è sentita Gabriele perché poteva accadere a chiunque. La numerosa folla presente ai funerali ha assistito in silenzio, un silenzio assordante che risiedeva nell'inconcepibile idea della morte di Gabriele Chiaramonti. Presente anche il sindaco Lillo Firetto che, come noto, ha proclamato per oggi il lutto cittadino. Finisce così la vita di un giovane che di vita era pieno. Gabriele Chiaramonti era rimasto gravemente ferito il 30 agosto scorso in un incidente stradale a Portopalo, a Menfi. Domenica sera il decesso all'ospedale Villa Sofia di Palermo, dove era stato ricoverato la notte dell'incidente. Dopo l'operazione al cervello è rimasto in coma farmacologico per 21 giorni in condizioni molto gravi, il 3% dell'attività cerebrale e funzioni vitali intatte. Un bollettino medico drammatico che ha comunque fatto aggrappare quanti lo amavano alla speranza di un miracolo. In questi giorni gli amici del giovane 36enne avevano anche organizzato una veglia di preghiera alla chiesa di San Leone. Era un ragazzo molto conosciuto ed amato in città, il compagno di molte serate e giornate in spiaggia che lui stesso in compagnia del fratello Marco organizzava. Una persona modesta, per bene, sempre con il sorriso in faccia. Un giovane ragazzo che lascia un vuoto incolmabile nei cuori di quanti lo hanno incontrato. Oggi l'ultimo saluto con un commosso applauso.